Siamo a San Michele, in provincia di Siracusa, una proprietà di famiglia, io rappresento la quinta generazione. Troviamo all'interno di questa proprietà una piccola azienda agricola che ho ricostituito dopo lungo tempo, con prevalentemente una produzione di olive che poi trasformo ogni anno in prodotto finito, quindi realizzando un olio. La cultivar è la zaituna, anche detta siracusana, che è proprio la cultivar autoctona della zona, che unisco ad una percentuale di nocellara, etnea, oltre ad altre tipologie di nocellara, per cercare di creare un blend molto equilibrato. L'attenzione alla raccolta delle olive è importantissima nella produzione di un olio di qualità ed è questo forse uno dei motivi per cui l'olio è tornato ad essere un prodotto di nicchia, laddove c'è effettivamente attenzione a questo dettaglio. Quindi la raccolta, la molitura nei frantoi certificati che rappresentano delle eccellenze del territorio, l'imbottigliamento importantissimo, legato anche poi a un discorso di immagine e quindi il packaging, la bottiglia. Il progetto consta anche di un parco botanico che ho realizzato cercando di valorizzare solo ed esclusivamente le piante autoctone di questa terra, e pertanto ho suddiviso nell'area la collina dei cactus, la collina delle palme e tutte le piante, agrumi naturalmente di gran lunga, perché è stato interessantissimo anche andare a recuperare quelle piante, quelle specie che si erano perse, la mano di Buddha, il limone caviar e via dicendo. E terminiamo con un orto, questo interamente biologico, che ci regala tutte quelle verdure, ma anche frutta, perché le fragole per esempio in questa zona sono assolutamente un prodotto autoctono di altissima qualità, che danno proprio un esempio di tutto ciò che si può realizzare in questo territorio.